Nel territorio di Silea, un comune nel Trevigiano, è stato individuato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di circa 700 capi. Sono stati effettuati campionamenti a cura dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie che hanno verificato la positività all'influenza aviaria ad alta patogenicità. Alla luce di questo risultato si è riunita l'unità di crisi della Regione Veneto, cui hanno partecipato l'ULS 2 della Marca Trevigiana e l'IZS, gli istituti zooprofilattici sperimentali. L'ULS 2 ha quindi ordinato l'abbattimento degli animali e individuato la ditta che eseguirà l'ordinanza, utilizzando le metodologie previste perché l'operazione avvenga senza sofferenza da parte degli animali. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sta invece predisponendo un'ordinanza secondo la quale verranno assunte varie misure nella zona di protezione entro 3 km dal focolaio e in quella di sorveglianza fino a 10 km. L'unità di crisi si appella ai proprietari di allevamenti di qualsiasi dimensione, anche quelli a livello familiare, situati nei 10 km dal focolaio, di segnalare immediatamente il verificarsi di qualsiasi mortalità anomala ai veterinari dell'ULSS che provvederanno ad analizzare il caso.